Signori, buonasera a tutti quanti. Io andavo più a giovinezza, bella gente pulita lì. Io mi sentivo una bellezza. Ma quando ho un buongiorno, tristezza, si dice la roba in monnezza, in terra la pulizia. Esistono i razzi, America si incazza, l'Italia parla di imbarazzo. Hanno mandato le bombe, le missili, le razze. Ma sta guerra non funziona, poi ci hanno scassato proprio una razza. Voi le rito veramente, rito un bacio a questo strumento, che le so cose commoventi. Chi sta fanno venire a fine Roma seriamente, sciopero tutti i momenti. Nessuno in coppa a casarella, poi dice saglia Berlusconi, saglia Prodi, saglia Fide, ma chi le sono tutte una branca e latrine, chi le pensano su passato bei quadrini. Allora era meglio, come diceva papà, era meglio quando ci stiamo Mussolini, ci stiamo ordine e disciplina. Invece ora ci stanno ladra e latrina, grande e piccolino. A prima disciplina, a borsa, a culanino e poi domani all'ospedale per la lì. Io mi ricordo pure prima, diceva buon anno mio papà, che per fare amore per una signorina, mi passare 3 mesi con la chitarra e comando lì, con il padre e la mamma vicino. Mo padre va in cantina, la mamma studia la lampadina e la figlia fa abbinare da cucina. Poi come per la prima bambina, la bottiglia con il latte, io guardo zitto, aveva la capa con me lì. Invece le femmine oggi, maestre sanno chi ne difetti, come saltano dal letto, menano in mano da borsetta, un rimedio, un rossetto, scusate la frase poco corretta, si appoppano pure un recipetto. Poi vanno a parte di masciolicola e là si vede un po' la coscia o pellicola. I poveri giovani vanno in pericolo, per i giovani oggi vanno a fare la salta a baionetta, o tirare a bacchetto, vanno a trovare il letto e si scontrano il ballerino da colonnetta. Però in un ballo la gente non stanno presente, perché qualcuno di lui dice studia potente, è venuto a parlare che non malamente, i ballo la gente che stanno a partire benevente, però quando mi trovo benevente, che ogni argomento è fenomeno a cui è stato presente. Però voglio dire una cosa, la famiglia di Franco Piazza sono gente di cuore, un levano collata per sul strafo con loro. Francatino va a fatica poco, la moglie Antonietta dice, Francatino a me era caduto con so, stasera ti ha gestipato una bella polpetta e una bella braciola, però quando si dà occasione e c'è qualche discussione, Antonietta va sempre stare giù, la può tenere la forza di Sanzù, la scienza di Guglielmo Marconi, vicino ai film, la diventiamo tutto proprio loro. I film, il primo matrimonio, non dicono le parole, ma roba mi dà a ridere, la vita non si muove, lasciando gente storia, non ti voglio avvicinare, e senza portare una femmine oggi, la porta a fare passeggiatina, vabbè, ti manda a San Martino. Ah, poi questo fatto che non lo sapevi, si è preso, lo fatto serio, e persone di speranza. A notte non ti può muovere capo, ma la panza, la fredda, la capo, lo stomaco, e l'uomo piano piano, Carmelo, lo mette il termometro, se no non l'ha mille mano. E fa sta storia sempre, per una nottata sana, e tu si priva di inutili da fare una bella cuccata. Troppo figliati come che fa sono se fonda. Però, pinna la pulla, lo vado mezzo mondo. Metto il centro e 13, tutta la Santa Antonio, e tu si privi inutile da fare una bella cuccata. Moglie, ma è terribile, è incusciosa, è nato un nessuno. Non posso sentirmi se, voglio fare i soldi, a carta, io pesce. Io questa casa lontana, 13 km dallo stato napoletano, e a te caggiamo, perché i soldi, a carta, io pesce in mano. Poi un'altra cosa delle donne, io che stanno per mia moglie dopo 51 anni di matrimonio, io mi sono stupicato. Per una parola che mi ha detto, maestro, non capito nulla. Dice un bacio a me, Tony, per dispetto ho capito lo voglio in tuo letto.
non lo trovai, non vive, non morto, poi scallano me chi è morto. Però ricette Carmeli, calmati un po', dare per scada per capire se lo trovo in mezzo a non si ha. Lo trovo morto e caga pagalato. Moglie mi una certa nominaccia, usce poi sotto braccia, musce buona moglie va in basso. Io non sentivo queste minacce, era detto non in basso. La moglie mi ha detto un svenimento, un scioglimento. E taglia a mano, dottore, prima legge lei. Chi non dia potente scuote come ciucci, cavallo e tu me. Però il dottore si fece da me presente. Dice, scusate, voi siete tornati che lei? E non potete stare presente. Dottore, ma se ne pigliamo questi papà si vede. Se ne pigliate per la canettura potente. Però, moglie mi morette 29 e gli altri 30. Pensai buono malamente. Però moglie non era una battessa, non era una contessa. Però te ne venuti in letto, quando camminava la strada sappiamo tutti quanti. Ma io non mi piangeva questo, mi piangeva la fede. La fede che tenevi in te stesso, non mi ha detto 5 mattina con mano pesta.